lasciato la mia terra tanto tempo fa. Mi ricordo quello sguardo di chi ho salutato, la paura di partire e non sapere che c'era un mondo al di là del mare che aspettava me. E l'America, l'America, chissà dov'è. E l'America, l'America, dentro di me. Sogni di una vita intera che ritornano come un pugno dentro l'anima che soffoca. Ma io ritornerò dentro una nuvola, mi nasconderò, ma io ce la farò a sopportare, sai, la nostalgia. Ho lavorato e sopportato la fatica di chi si sente umiliato e uno straniero. Mi chiamavano anche zingaro, ma zitto andavo via, e nel cuore quella voglia di scappare. Ho trovato anche l'amore di una donna che ha deciso di dividere la sua vita qui con me. Una famiglia che ti aiuta a sopravvivere, la speranza che non muore mai dentro di me. Ma io ritornerò dentro una nuvola, mi nasconderò, ma io ce la farò a sopportare, sai, la nostalgia. Nel mondo, vicini e lontani e mai soli, raccontiamo la storia, l'orgoglio, la gioia e il dolore. È la storia dei nostri emigranti che va ricordata con rispetto e amore per chi ha dato la vita per lasciarci un futuro migliore da preservare, da tenere con cura ed affetto nel nostro cuore. Ma io ritornerò lontano da casa mia, non resterò, e prima o poi ritornerò. Benvenuti a tutti i veneti, a tutti gli amici della nostra bellissima regione, ovvero il Veneto. Oggi celebriamo assieme online la giornata dei Veneti nel mondo, e è una iniziativa voluta dalla regione del Veneto, dalla quale abbiamo ricevuto come Associazione Veronesi nel Mondo anche un contributo per concretizzare questo appuntamento, un appuntamento che siamo costretti a doverlo fare online a causa della pandemia che sta attanagliando ormai da 2 anni la nostra umanità, ma che noi da veri battaglieri come
come veneti ovviamente non ci arrendiamo, ma anzi andiamo avanti e davvero in questa giornata, la giornata dei Veneti nel mondo, vogliamo davvero parlare di emigrazione, della grande storia dell'emigrazione veneta, una storia che deve essere portata ancora di più nelle scuole dei nostri istituti veneti, ma non solo, perché ha dato davvero tanto ed è importante che le nuove generazioni vengano a sapere quanto i nostri emigranti hanno fatto e continuano a fare, perché ovviamente di emigrazione se ne è parlato, si è vissuta in modo diretto questa dinamica migratoria, in particolar modo nella nostra regione, ma non è solo passato, è presente e sicuramente sarà anche il futuro. E pensiamo anche a tutti i nostri discendenti che in questo momento ci stanno guardando direttamente sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'Associazione Veronesi nel Mondo. Siamo in diretta dalla sede dell'Associazione Veronesi nel Mondo, che proprio quest'anno raggiunge i 55 anni di attività. Iniziativa quella di oggi che ha avuto sostegno economico da parte della Regione Veneto, nonché lo stesso patrocinio che è arrivato anche dalla provincia di Belluno. Ebbene, abbiamo iniziato questa giornata anche con un inno speciale, un inno nuovo, l'inno che l'Assemblea dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che si è riunita nel 2021, ha votato all'unanimità affinché fosse appunto l'inno dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, un inno dal titolo Io ritornerò, che è a firma di Mauro Darin Bettine. Quindi abbiamo voluto aprire questa giornata proprio con l'inno dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, una giornata che si suddividerà in 8 fasi. La prima è quella dedicata appunto ai saluti istituzionali. Porteremo il saluto diretto dell'assessore ai flussi migratori della Regione Veneto Cristiano Corazzari, che porterà i saluti anche a nome del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ma ci sarà anche il saluto di Roberto Padrin, Presidente della provincia di Belluno. Non poteva ovviamente non mancare il saluto del nostro Presidente, il Presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, da poco eletto anche Presidente dell'UNAI, parliamo di Oscar De Bona, e dopo del nostro presidente ci sarà anche il saluto di Luis Molossi, che è vicepresidente della Consulta dei Veneti nel Mondo, e anche una serie di saluti istituzionali da parte di diverse realtà associative riferite al fenomeno migratorio che sono presenti nella nostra regione e anche all'estero. Quindi questa sarà la prima fase. La seconda parte sarà dedicata invece alla storia dell'immigrazione veneta in Brasile, a cura dello storico Cesar Augusto Prezzi. Ancora Ingegno Migrante, 5 illustri bellunesi nel mondo poco conosciuti, a cura del direttore responsabile della nostra testata, la testata Bellunesi nel Mondo, parliamo di Dino Bridda. E ancora Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, figlio di emigranti bellunesi, a cura del direttore della Fondazione Giovanni Paolo I. Ma continueremo perché davvero sarà una giornata intensa. Partiamo adesso alle ore 10 del mattino ora locale italiana e termineremo alle 7 di questa sera, quindi oggi si parlerà davvero tanto della nostra immigrazione veneta con tutti questi importanti relatori. Vi dicevo, continueremo con ricordi di una valigia, storie di immigrazione bellunese a cura del giornalista Simone Tormen, e ancora l'immigrazione veneta raccontata con le foto e con le lettere, in questo caso a cura della nostra coordinatrice, la coordinatrice del gruppo Giovani ABM Giulia Francescon. Poi ci sarà il sottoscritto che aprirà una finestra dedicata al MIN Belluno, Museo Interattivo delle Migrazioni, e poi si terminerà con la voce diretta dei nostri veneti nel mondo. Quindi avrete modo di ascoltare tanti saluti, tanti messaggi che arriveranno da tutti i 5 continenti. Come vi dicevo, questa prima parte invece è dedicata ai saluti istituzionali. Prima di dare voce quindi alle autorità che vi ho citato poc'anzi, vorrei leggervi anche un pensiero a firma del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il ricordo di Sir James Augustine Gobbo, una figura straordinaria, un discendente veneto che è venuto a mancare pochi giorni fa e che è stato davvero un punto di riferimento per quanto riguarda l'orgoglio di essere veneti, l'orgoglio di esserlo anche all'estero. Permettetevi quindi di leggervi un pensiero a firma del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia proprio in ricordo di Sir James Augustine Gobbo. Se n'è andato in punta di piedi improvvisamente Sir James Augustine Gobbo, l'ex giudice della Corte Suprema e governatore del Victoria,
lasciando un grande vuoto nella comunità italiana dell'Australia e non solo. Gobbo, desidero ricordarlo, era figlio di emigrati veneti, i suoi genitori provenivano da Cittadella, provincia di Padova, e proprio in quella località lui ancora bambino fece ritorno per qualche anno e poi successivamente anche per trascorrere le vacanze estive. Giocava con i suoi cuginetti sfoggiando sempre un dialetto veneto perfetto, anche se poi la sua vita e la sua carriera lo hanno condotto in Australia. Gobbo non ha mai voluto spezzare il profondo legame con la sua terra di origine, il Veneto, con le sue tradizioni, la sua arte e la sua cultura. Ed è quello che vogliamo fare anche noi come Associazione Veronesi nel Mondo, nel nostro piccolo, anche con questa iniziativa, appunto dal titolo Giornata dei Veneti nel Mondo, la grande storia dell'emigrazione veneta. Lascio quindi la parola alle autorità che porteranno il proprio saluto istituzionale. Ci risentiremo subito dopo per la seconda parte di questa importante e davvero veneta iniziativa a cura dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ho il piacere di portare il saluto mio personale del Presidente Luca Zaia della Giunta regionale del Veneto in occasione di questa Giornata dei Veneti del Mondo organizzata dall'Associazione Bellunesi nel Mondo. Un'occasione importante per discutere intorno al tema dell'emigrazione veneta che ancora oggi conforta un legame formidabile tra i nostri veneti nel mondo e la nostra comunità veneta. Devo sempre sottolineare il ruolo che i veneti nel mondo hanno e continueranno ad avere per il futuro nelle comunità di riferimento, laddove hanno avuto l'occasione di andare a destinare le proprie vite. Un legame forte, un legame costruttivo, un legame che si fa portatore dei valori profondi della cultura, dell'identità, della tradizione del popolo veneto, fatto di solidarietà, di impegno, di lavoro, di abnegazione e di capacità di relazionarsi in modo costruttivo con le popolazioni locali. Questo ha determinato sicuramente un effetto molto positivo. Prima di tutto i veneti nel mondo sono i primi ambasciatori di quella che è la comunità veneta, hanno saputo essere dei punti vitali e di grande capacità propulsiva nei luoghi dove hanno realizzato la loro vita e ad oggi hanno anche importantissime responsabilità in quelle comunità. Questo è un elemento che ci onora e che ci spinge sempre di più ad intrattenere legami forti e duraturi con queste comunità. Per noi rappresentano, come per dire, una bandiera veneta nel mondo e per noi rappresentano anche una grande opportunità di costruire relazioni costruttive per il futuro della nostra comunità. Quindi un grazie a tutti voi che avete l'occasione e la fortuna di rappresentare queste comunità, un grazie a queste comunità e veramente un saluto che è dato dalla riconoscenza istituzionale ma anche da un grande legame affettivo che tra di noi non deve essere mai dimenticato. Buon convegno a tutti e viva i Veneti nel mondo. Anch'io come Presidente della provincia di Belluno porgo il saluto ai Veneti nel mondo in questa giornata particolare. Non possiamo trovarci in presenza, ci troviamo così con questa nuova modalità. Speriamo il prossimo anno di rivederci perché è importante il contatto fisico e il ritornare insieme. Colgo l'occasione per salutarvi tutti dalla nostra provincia, soprattutto dove quest'anno abbiamo stipulato un accordo molto importante tra il Fondo Welfare ed Identità Territoriale e l'Associazione Bellunesi nel Mondo, in modo da cercare di riportare qua le giovani professionalità che sono andate in giro e che portano il nome del Veneto in giro per il mondo, farle ritornare in provincia di Belluno, perché abbiamo bisogno di giovani in gamba, bravi, che hanno girato il mondo ma soprattutto hanno raccolto esperienze che possano essere utili al ripopolamento della provincia di Belluno ma soprattutto a farla crescere. Ecco, questo è un po' l'obiettivo di questo progetto, quindi da parte mia un grazie, un saluto a tutte le persone che ci sono distanti ma so che con i loro cuori sono sempre vicini al nostro territorio e alla provincia di Belluno. Ciao amici bellunesi nel mondo, voi che siete come io del 66, 55 anni, mi ricordo sempre di questa data perché siamo dello stesso anno. Vi saluto come vicepresidente della consulta. Quest'anno purtroppo non abbiamo avuto modo di fare la consulta veneta e come tutto nella vita, quando capita qualcosa che non è tanto buono, alla fine dopo risulta anche in qualcosa di positivo, come è il finanziamento per queste attività culturali
che proprio nelle ultime riunioni abbiamo deciso di finanziare perché sia possibile registrare tutto quello che ricordeo de noantri, la grande storia dell'immigrazione veneta. Vi saluto da Curitiba, dove c'è anche qui una grande famiglia dei bellunesi nel mondo. Siamo sempre in contatto con amici, con famiglie bellunesi, italiani, insomma, venete, tutto sommato siamo italiani nel mondo. Vi saluto anche con la maglietta, vedete, del Veneto. Vi auguro che sia, diciamo, una iniziativa favorevole al ricordo di queste famiglie immigrate in tutto il mondo. Tante belle cose, lo so come voi bellunesi siete, diciamo, forti nel senso di organizzare eventi, di far sì che queste memorie vengano sempre coltivate, preservate e mantenute per quelli che vengono dopo di noi. A nome allora della consulta, che so dal 29 marzo il vicepresidente, vi saluto, un caro struccon a tutti, specialmente il presidente Oscar De Bona, che lo sa bene che grazie a lui che siamo in consulta dal 2009. Siamo stati noi con un gruppo di amici qua di Curitiba che abbiamo deciso esattamente nel giorno dell'insediamento del comitato di Santa Caterina. Oscar ci ha dato l'incarico di mettere in piedi la Federazione Veneta del Paraná, la FAVEP, di cui sono consultore e adesso anche vicepresidente della consulta. È un onore, è una responsabilità, sono sempre in contatto, sono sempre disponibile per aiutare, per partecipare. Sono contentissimo di far parte di questa storia e come buon vicentin maiagato vi dico che tutto vada bene, che sia una bella esperienza, come sempre lo fate benissimo e noi saremo qui a darvi l'appoggio, il supporto, quello che serve perché queste iniziative vengano sempre portate avanti nel modo migliore. Un saluto a tutti, un struccon e stemme bene, avanti tutta, grazie. Cari amici, vicini e lontani mai soli, questo è il motto dei bellunesi nel mondo, ma è anche potrebbe essere anche il motto dei veneti nel mondo. Oltre 10 anni fa abbiamo istituito come associazioni venete insieme alla Regione del Veneto la giornata dei veneti nel mondo. Purtroppo quest'anno, causa la pandemia, è stata annullata e speriamo di poterla recuperare nel 2022, però come associazione bellunesi nel mondo abbiamo partecipato ad un bando che la Giunta regionale del Veneto ha voluto mettere a disposizione delle realtà associative e degli enti locali del Veneto per poter comunque in maniera virtuale o online realizzare un'iniziativa che tenesse in piedi la giornata dei veneti nel mondo. Ringraziamo la Regione per aver accettato la nostra proposta e quindi siamo qui insieme a tante altre realtà del Veneto e anche da altre realtà degli veneti in tutto il mondo a raccontare e a sentire alcune testimonianze di questa giornata sulla grande storia dell'immigrazione veneta. Ringrazio quindi le altre associazioni della Regione Veneto che hanno voluto, attraverso i loro presidenti o rappresentanti, portare il saluto a questa iniziativa, in primis il nostro presidente della giunta regionale e all'assessore ai veneti nel mondo, l'avvocato Cristiano Corazzari, che per il suo saluto, e poi ovviamente il nostro presidente della provincia, il vicepresidente della consulta dei veneti nel mondo, e poi i maestri, i testimonial che sono previsti
dal nostro caro e comune amico Cesare Augusto Prezzi, al nostro direttore della nostra rivista Dino Bridda, al nostro consigliere e direttore della fondazione dedicata a Papa Luciani Loris Serafini, al nostro giornalista, il nostro numero 2 qui della sede di via Cavour 3 a Belluno, Simone Torme, alla nostra responsabile del gruppo giovani, la bravissima Giulia Francescon, che tra l'altro da qualche mese è stata eletta anche nel nostro direttivo provinciale, al nostro inesauribile direttore Marco Crepas, che è la veramente di tutte queste iniziative che in questi ultimi ormai 10 anni l'associazione ha proposto ai suoi soci, ai suoi amici, collaboratori, ma anche ha contribuito a collaborare con le altre associazioni venete e non solo del Veneto. Grazie a tutti questi collaboratori, questi testimoni che hanno voluto arricchire questa giornata con il loro intervento, con la loro presenza. E poi sarà veramente interessante ascoltare le testimonianze che ci arrivano da tutti i continenti, da tutti i paesi del mondo, laddove siamo presenti in maniera organizzata e ovviamente laddove c'è stata anche una risposta alla nostra proposta di partecipare con una loro testimonianza a questa giornata dei Veneti nel mondo. In questi 150 anni di storia della presenza italiana, in modo particolare nel Sud America e più precisamente nel Brasile, possiamo dire che negli ultimi 20-30 anni molte sono state le nuove associazioni locali che sono nate facendo riferimento ai bellunesi, ai veronesi, ai padovani, ai trevisani, ai vicentini, ai veneti nel mondo e ai veneziani, oltre che ai polesani. Sono nate soprattutto nel sud del Brasile diversi gemellaggi, si parla ormai 32 anni fa il primo gemellaggio, sono nate le famiglie oppure le sezioni o i nuclei di riferimento delle varie associazioni del Veneto, e questo ha arricchito notevolmente anche gli scambi culturali, di formazione, di insegnamento della lingua italiana e anche di collaborazione per quanto riguarda l'aspetto economico. È sempre stata un'aspettativa delle nostre comunità venete nel mondo quella di poter fare degli affari dal punto di vista economico tra imprenditori di origine veneta che si trovano nei vari paesi del mondo con il mondo imprenditoriale del Veneto, ed è per questo che oltre che il saluto a queste 20-30 milioni di oriundi e 3-4-5 milioni di italiani acquisiti a tutti gli effetti, che possiamo dire che col gennaio 2022 partiremo operativamente con lo sportello online, quello che permetterà di mettere in contatto tutti coloro che sono nel mondo per poter valutare la possibilità di rientrare a lavorare a casa per quelli che sono usciti negli ultimi anni e per quelli che sono oriundi se vogliono venire ad abitare il Veneto e a dare una mano al Veneto a costruire un Veneto ancora più forte. Ed è per questo motivo che ringraziamo anche Confindustria di Belluno, che è Confindustria Veneto, che ha portato a Confindustria Nazionale questa ulteriore nuova idea, che è quella di istituire le sezioni degli imprenditori veneti all'estero, in tutti i continenti. È un progetto al quale noi abbiamo dato un forte contributo e sono sicuro che ci aiuterà a rafforzare i rapporti con i gemellaggi, con i patti di amicizia, ma soprattutto ci aiuterà a uscire da questa pandemia e ci aiuterà a crescere ancora di più, sempre col motto vicini e lontani, mai soli. Buongiorno, da Franco Conte, presidente dell'Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo. Anche la provincia di Treviso, come tutte le altre province venete, hanno pagato un forte tributo alla migrazione a partire dai fine 800 fino agli anni 70 circa del secolo scorso. Tantissimi trevigiani che sono partiti per tutti i 5 continenti
e che si sono portati appresso un bagaglio di valori e di principi che hanno conservato e che conservano tuttora in maniera più radicata e forte, e addirittura rispetto a quello che avviene nella terra di loro appartenenza. È con un affetto quindi che mi rivolgo a tutti voi, sperando che ci sia la possibilità, usciti da questo periodo di difficoltà per l'emergenza sanitaria, di poter viaggiare e di poterci incontrare, perché una delle finalità delle associazioni è anche quella di mantenere vive le relazioni e i rapporti tra persone che hanno le origini comuni, che hanno la lingua in comune, che hanno le stesse abitudini, ma soprattutto che conservano radicati e saldi i valori della nostra terra trevigiana. Carissimi, voglio applaudire a questa bellissima iniziativa dei bellunesi nel mondo, che si prodigano in modo instancabile per mantenere vivo il rapporto con il mondo dei nostri emigrati. È nelle nostre finalità, certo, ma la passione che traspare da questa iniziativa è comunque meritevole di un grande apprezzamento. Noi associazioni facciamo degli sforzi veramente forti per mantenere i contatti con i nostri circoli, con le nostre famiglie sparse nel mondo. Il nostro impegno è soprattutto nei confronti dei giovani, ecco. Purtroppo la storia dell'immigrazione è poco conosciuta, perché nel mondo della scuola si fa ancora oggi molto poco. Eppure sappiamo che conoscere il passato è uno degli elementi fondamentali per costruire un futuro migliore. E quindi il nostro sforzo nei confronti dei giovani mira proprio a questo, a renderli partecipi di un fatto storico che ha segnato non solo la vita degli milioni di persone che sono andate a lavorare in giro per il mondo in cerca di fortuna, ma che ha anche contribuito in modo forte allo sviluppo della nostra nazione. Fra le associazioni c'è una bella sinergia, e questo è un viatico, un aiuto certo per ben lavorare. Vi ricordate di noi, tradotto dal dialetto? Sì, certo, ci ricordiamo di voi. Se ricordemo di voi altri, che se me ne emozione e fa sentire la vostra voce. Ecco, il nostro lavorare ha senso nel momento in cui da parte vostra si recepiscono le sollecitazioni, e finché da parte nostra recepiamo quelle che voi ci evidenziate. La nostra è una missione, fra virgolette, ma è una missione, perché ci appassiona, non è un mestiere, lo facciamo nei tempi e nei modi possibili, però è un qualche cosa che ci tocca il cuore. E quindi torno a dire grazie bellunesi per questa iniziativa, grazie per lo spazio che ci avete concesso, e a tutti dico bravi perché dedicare parte del proprio tempo a questo mondo significa arricchirci, certamente, arricchire i nostri interlocutori, ma soprattutto vuol dire seminare. Sono sicuro che i nostri giovani, sollecitati, potranno dare il meglio di se stessi e potranno apprezzare concretamente quanto bello sia e quanto importante sia conoscere un passato che è stato di dolore ma anche di fortune, un passato che ha inciso fortemente nello sviluppo della nostra Italia. Un abbraccio a tutti e
un buon lavoro. Buongiorno a tutti i Veneti nel mondo. Un caro saluto da parte dell'Associazione Veneti nel Mondo, che dal 1998 è impegnata nel mantenere, trasmettere, valorizzare la cultura veneta tra i suoi circoli nel mondo. Un ringraziamento speciale per l'organizzazione di questa giornata online all'Associazione Bellunesi nel Mondo, al suo infaticabile presidente Oscar De Bona e alla Regione del Veneto. Iniziative come questa valorizzano il patrimonio culturale immateriale tra le nostre comunità. È nostro compito far riscoprire quello che oggi è diventato invisibile, realizzando attività che fanno emergere la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra identità e quella specifica pagina della storia dell'emigrazione nel grande capitolo la storia veneta, che purtroppo non è finita. Come Associazione Veneti nel Mondo, ad esempio, siamo stati impegnati questo ultimo anno nel realizzare importanti progettualità. Il libro Destinazione Arborea, città della Sardegna, dove i nostri emigranti, numerosi veneti sono andati lì, e che la regione ha riconosciuto come primo comune onorario del Veneto. A breve andremo a trovarli per la festa della polenta. Il film è in lingua veneta Brava gente, storie della terra veneta, del regista Giancarlo Capellaro di Camisano Vicentino, che verrà distribuito tra i nostri circoli nel mondo. L'accordo con Api Industria Vicenza per promuovere la collaborazione imprenditoriale per il portale Global Ven, che è nato sull'iniziativa di un meeting dei giovani veneti con lo scopo di creare una rete di conoscenza dei talenti veneti nel mondo per stabilire nuovi contatti professionali, imprenditoriali e ampliare le relazioni tra le persone che hanno in comune l'origine veneta. Continuano anche le attività in varie città e online per ricordare i 500 anni della circonnavigazione del mondo di Magellano e Pigafetta. Infine la storia Veneti in Villa, la rassegna culturale nelle ville venete nel nostro territorio. Molti di questi incontri sono già su YouTube e li invito a vederli. Agli amici del Cile e Perù invito a continuare a inviare le loro storie per arricchire l'archivio digitale dei venetidelpacifico.org. Che dire altro? Vi invito a seguirci nella pagina Facebook, ai nostri siti internet, per rimanere sempre aggiornati su quello che facciamo. venetidelmondo.org per le attività culturali, la storia e le tradizioni, e globalben.org per i giovani talenti e gli imprenditori. Manteniamo in alto la bandiera di San Marco e uno strucon a tutti i veneti nel mondo. Buongiorno, sono Bruna Spinelli, presidente della Federazione Veneta dello Stato di San Paolo, Brasile. Vivo a San Paolo da più di 60 anni e voglio congratularmi con l'Associazione Bellunesi nel Mondo per questo evento che sta facendo, ricordandosi di tutti i veneti che vivono nel mondo. Un caro saluto al presidente dell'associazione, architetto Oscar De Bona, e a tutta la direzione per questa iniziativa. Saluto tutti i veneti del mondo e buon lavoro. Amici e amiche dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, presidente Oscar De Bona, consultrice Patrizia Burigo, è con molto piacere che voglio far arrivare a tutti voi, alla vostra squadra e ai vostri collaboratori, il più sentito e caloroso saluto da parte mia e da parte della comunità dei Veneti del Victoria, lo Stato in Australia da me rappresentata. Mi presento per coloro che non mi conoscono, mi chiamo Fabio Sandonà, sono di origine vicentina e mi trovo a Melbourne dall'inizio degli anni 2000. Da ormai più di un decennio opero all'interno della collettività veneta locale, dove attualmente ricopro la carica di presidente consultore della Federazione delle Associazioni Venete del Victoria, ovvero di quel contenitore associativo ufficiale di rappresentanza che raggruppa tutte le nostre 8 realtà attrazione veneta locali presenti nel territorio,
oltre a essere anche lo strumento normativo di dialogo e di raccordo ufficiale con la Regione del Veneto. I Veneti del Victoria rimangono ancora oggi, sia numericamente che qualitativamente, presenti e ben attivi sul territorio, pandemia permettendo. Ed infatti, pur avendo il nostro associazionismo compiuto grosso modo 60 anni, la nostra comunità rimane sostanzialmente ancora basata sulla prima e sulla seconda generazione di nostri corregionali, in quanto si tratta di un'immigrazione che ha portato grandi numeri di persone verso questo paese lontano dagli anni dopo la seconda guerra mondiale sino agli anni 70. È con tanto piacere e tanta gioia che voglio vi arrivino i nostri più sentiti complimenti per il vostro costante impegno e dedizione nei confronti del nostro settore dell'immigrazione veneta nel mondo. La vostra dinamicità operativa e le vostre idee progettuali che costantemente sviluppate ci riempiono d'orgoglio e rafforzano l'idea che il nostro Veneto non si è dimenticato di noi, anzi, oggi più che mai, con spirito di iniziativa e collaborazione, possiamo, grazie alle tecnologie moderne, sviluppare ancora di più i momenti di conoscenza reciproca per allargare il ventaglio di interazioni culturali, ma anche economiche, tra le nostre comunità venete nel mondo e il nostro territorio regionale di provenienza. Questa vostra progettualità virtuale dal titolo "Vi ricordeu de noi la grande storia dell'immigrazione veneta" va appunto in quella direzione. La memoria del nostro popolo che nel tempo ha colonizzato paesi, regioni e continenti andando a catar fortuna dal Brasile al Sudafrica, dall'Australia all'Argentina, dalla Svizzera al Canada, dall'Uruguay al Venezuela, ha costante bisogno di essere ricordata per non dimenticare, per far meglio comprendere tanto alle nuove generazioni in Veneto quanto ai discendenti dei veneti all'estero i significati, le speranze e le prospettive legati a questa epopea che ci ha visto protagonisti e che ci pone però davanti anche un'enorme potenzialità di sistema. La nostra collettività veneta del Victoria ha nel suo complesso comunitario, sportivo, ricettivo del Veneto Club di Melbourne il suo punto di ritrovo, il suo punto di riferimento, chiamiamolo. Una struttura di circa 6.000 metri quadri posta su un'area di 60.000 metri quadri nella zona nord-est di Melbourne, costruita a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ha saputo nel tempo evolversi per rimanere appunto al passo con i tempi. Oggigiorno il Veneto Club di Melbourne è un complesso che offre spazi ristorativi con le sue sale ricevimento, i suoi spazi sportivi con la sua palestra, i suoi campi da calcio, da tennis, da bocce e da squash. Tutte attività che vanno a complemento del ruolo comunitario ancora oggi ben rilevante e attuale secondo quanto richiesto appunto dai propri associati. Bene, io mi fermerei qua, vi lascio appunto mostrandovi il sito del Veneto Club Melbourne, www.venetoclubmelbourne.com.au, all'interno del quale nelle sezioni e sottosezioni potete trovare tutta una serie di riferimenti storici e non solo. Vi invito nello specifico a dare un'occhiata a tutta la parte relativa alla Federazione delle Associazioni Venete del Victoria, all'interno della quale nei sottomenu potete anche trovare tutta una serie di magazine e informazioni comunitarie che abbiamo potuto digitalizzare qualche anno fa. Un saluto a tutti, viva i Veneti del mondo e viva San Marco. Ciao dall'Australia, ciao.